autorità civili, militari, signori ospiti, buongiorno. Oggi, 13 novembre, commemoriamo presso il Museo Storico Militare Bidotto i caduti in tutte le missioni nei teatri operativi in occasione del 13° anniversario della strage di Nasseria. Qualche cenno sul luogo dove ci troviamo. Non è facile descrivere in poche parole cos'è il Museo Storico Militare Bidotto. È certo che si vi respira storia a pieni polmoni. Sembra quasi un gioco di parole, ma invece è solo un tentativo di esprimere ciò che si prova quando si varca la soglia di questa struttura, pensata, realizzata e condotta da Franco, il direttore. Il Museo Storico Militare viene costituito nel 2012, successivamente nel febbraio del 2013 il Comune di Jesolo concede l'interesse locale e nel novembre dello stesso anno la Sovrintendenza dei Beni Culturali di Venezia dà il riconoscimento di museo. Nel giugno del 2014 viene inaugurato il museo con un'apertura al pubblico e il mese successivo viene censito nella rete dei musei della Grande Guerra del Veneto. Nel giugno 2015 Franco viene nominato Cavaliere di Gran Croce dal Presidente della Repubblica per aver costituito un museo storico militare privato e aperto al pubblico. Di tale spessore, nell'agosto del 2015 la Regione Veneta ha concesso il patrocinio per aver ideato e organizzato escursioni e visite didattiche tra il museo e i luoghi della Grande Guerra locale, mirate alla scoperta del nostro territorio e alla conoscenza di questi importanti avvenimenti storici. Quasi superfluo sottolineare che in molti casi si tratta di pezzi, se non proprio unici, ma comunque molto rari, ma in alcuni casi si tratta di veri e propri cimeli di grande suggestione, oltre che valore reperiti con grande pazienza e un po' ovunque e con donazioni. Il museo conserva varie testimonianze di vita quotidiana, riviste d'epoca, lettere, documenti privati e oggetti di uso comune, riconducibili tanto alla vita civile quanto alla vita militare. Occasione per sperimentare la vita dei soldati e comprendere come la guerra abbia mutato il paesaggio e l'esistenza delle persone. Presso il museo vi è una sala conferenze per i gruppi che organizzano sessioni di storia. Recentemente è stata aperta al pubblico un'altra sessione di materiali storici che invito a visitare al termine delle manifestazioni. Rendono gli onori un picchetto dell'11° Reggimento Bersaglieri. Sono presenti i labri e le bandiere delle occasioni combattentistiche d'anno. Prendono posto i gonfaloni della città di Jesolo, Eraclea, attenti, Salgareda e Meulo. riposo. Prende ora posto il capitano dei carabinieri, comandante della compagnia di San Donato di Piave, in rappresentanza del colonnello, comandante provinciale, capitano Dario Russo. Riposo. Si procede con la cerimonia dell'alzabandiera. Picchetto, attenti! Presentare! Urla! Alza bandiera!
del 13° anniversario della strage di Nassiriya rendiamo omaggio a tutti i caduti nelle missioni internazionali. Picchetto, attenti! Presentato! Arm! Urrà! Onore ai caduti! Fian! Arm! Preghiera del Carabiniere. Dolcissima e gloriosissima Madre di Dio e nostra, noi Carabinieri d'Italia a te eleviamo reverente il pensiero, fiduciosa la preghiera e fervido il cuore. Tu, che le nostre legioni invocano, confortatrice e protettrice e col titolo di Virgo Fidelis, tu accogli ogni nostro proposito di bene e fanne vigore e luce per la patria nostra. Tu accompagna la nostra vigilanza, tu consiglia il nostro dire, tu anima la nostra azione, tu sostenta il nostro sacrificio, tu infiamma la devozione nostra e da un capo all'altro d'Italia suscita in ognuno di noi l'entusiasmo di testimoniare con la fedeltà sino alla morte l'amore a Dio e ai fratelli italiani. Amen. Picchetto, riposo! A conclusione della cerimonia, alcuni indirizzi di saluto. Prende la parola il vice sindaco professor Roberto Rugolotto in rappresentanza del sindaco di Jesolo. Signori, a voi tutti che siete intervenuti in questa terra iesolana, do il benvenuto del sindaco, dell'amministrazione e mio personale. È un'altra occasione che ci viene offerta dal museo ridotto di incontrarci e già questo è una cosa bella, una cosa importante. Il ritrovarsi e il dialogare e il confrontarsi
è sempre una cosa buona, positiva, che fa crescere. Uno dei comuni denominatori credo possa essere quello dei giovani e dei ragazzi. Abbiamo appena deposto la corona davanti alla lapide che ricorda Giovanni, Enzo, Filippo, Alfonso, Alfio, Massimiliano, che erano ragazzi, che sono ancora i ragazzi di questa nostra Italia, che hanno perso la vita. Ed è paradossale che i genitori abbiano accompagnato l'estremo salute i figli. Non è questa la cosa naturale e normale. È normale che i figli accompagnino per l'ultimo saluto i padri. E questo già dà l'idea di come la guerra, questa situazione che porta al conflitto, renda anormale un rapporto tra le persone, tra gli uomini, all'interno delle famiglie, sulle nostre terre e nelle terre che stanno oltre i nostri confini. Comune denominatore sono i giovani e i ragazzi. È stato citato nella presentazione di questo luogo i ragazzi che sono invitati e che vengono a visitare il museo. Ecco, ragazzi, forse ancora più giovani di ragazzi, adolescenti anche. Bene, io credo che appunto questi giovani siano coloro i quali debbano prendere il testimone di quegli altri giovani che sono stati salutati. Devono prendere il testimone con coscienza, con conoscenza, con capacità anche di discernimento delle cose buone, delle cose giuste, delle cose che vanno fatte per il bene comune. Bene comune sono parole che ritornano spesso nei nostri discorsi, ma se ci soffermiamo sul valore, sul significato del bene e comune, io credo che già una traccia e un obiettivo ce lo siamo posto, e credo che a tutto questo concorda anche il museo del signor Vidotto, che abbiamo il piacere e l'onore di avere qui nella nostra terra iesolana, ma che sia anche l'impegno, quell'impegno a trasmettere verità, trasmettere conoscenza, trasmettere quell'obiettivo che ci siamo posti e ci siamo detti, che è davvero stare bene, stare in pace nelle nostre terre, quindi insieme. Quindi grazie ancora a chi ci ha dato l'occasione oggi, ancora una volta, di poter riflettere e di poter porci questo obiettivo. E quando ci daremo, e sono sicuro che poi l'appuntamento sarà per le altre occasioni, bene, dovremo tornare con questo impegno almeno in parte assolto, in parte tradotto in azioni di trasmissione di verità e di bene. Grazie a voi tutti. Grazie. Prende la parola ora il comandante della compagnia di carabinieri, capitano Dario Russo. Autorità civili e militari, buongiorno. A nome mio e di tutti i carabinieri della compagnia di San Donà e della stazione di Jesolo, ovviamente. Ringrazio il signor Vidotto per l'onore che ci rende e ringrazio voi ovviamente delle altre forze armate, rappresentanti delle associazioni combattentistiche qui presenti per onorare questo momento. Scusate un attimo, tolgo qua. Per onorare questo momento ricordando appunto i caduti del 12 novembre del 2003 del vile attentato di Nassiriya, caduti appartenenti prevalentemente all'arma dei carabinieri. Tutti ricordiamo quel giorno triste. All'epoca io ero ancora un ragazzino per certi aspetti. Rammento quel momento principalmente vedendo gli occhi delle altre persone così fisse davanti agli schermi della televisione,
disperati per i propri figli che avevano perso in quel momento. E devo dire con certo orgoglio che fu anche uno dei motivi che mi spinsero proprio ad intraprendere questa vita e questa carriera, di cui oggi sono orgoglioso di farne parte. Non voglio prolungarmi troppo con i discorsi, il vice sindaco ha già detto principalmente quello che ci unisce e il motivo per il quale qui ci troviamo, quindi concludo nel ringraziarvi tutti, dandoci appuntamento per le prossime occasioni. Sono sicuro di nuovo qui l'anno prossimo l'appuntamento si rinnoverà nuovamente, ovviamente con la partecipazione di tutti quanti. Grazie. Prende ora la parola il direttore del Museo Storico Militare, il Cavaliere di Gran Croce Franco Vidotto. Buongiorno a tutti. Io prima però di prendere la parola vorrei, visto che non abbiamo più il nostro grande amico e comandante bersagliere generale Guarisco, che lo ringrazio della sua presenza perché anche lui è arrivato a quell'età e fra qualche giorno andrà in pensione. Però permettetemi due parole. Perrone, rappresentante portavoce della Brigata Ariete, solo due parole, a ricordare appunto in tre che tu eri, solo tu. Allora, noi dell'Ariete siamo arrivati a Nassiriya 2 mesi dopo quell'attentato. È indescrivibile raccontare lo stato d'animo dei nostri commilitoni della Sassari e dell'MSU dei Carabinieri, è una cosa veramente che a me non mi abbandonerà mai e penso neanche ai miei colleghi con i quali abbiamo condiviso quell'esperienza. Io tra l'altro poi sono tornato per altri 5 mesi, un anno dopo, proprio con Sandro Guarisco, e quell'esperienza è stata un po' più leggera, però anche noi nella prima esperienza, i 2 mesi dopo l'attentato in Nassiriya, abbiamo perso un vostro conterraneo, Matteo Vanzana, che era alle nostre dipendenze, e quindi un ricordo anche a lui. Dicevo, lo stato d'animo, vedere questi colleghi, pensare alle loro famiglie che potevano essere anche le nostre, è una cosa indescrivibile. La guerra purtroppo è una cosa ignobile. Sì, c'è soltanto che da una parte sta il giusto e da una parte sicuramente c'è lo sbagliato. Noi credevamo di stare dalla parte giusta, qualche dubbio comunque l'ho sempre avuto che fossimo dalla parte giusta, ma i soldati non si devono giudicare per questo. I soldati vanno dove il potere politico nelle sue forme istituzionali decide di mandarli e devono fare il loro dovere, devono essere giudicati per quello che fanno, non per dove stanno. Per dove stanno il giudizio è un altro campo. Io nella fattispecie da portavoce mi dovevo veramente fare atti di equilibrismo perché era una missione quella non condivisa pubblicamente in Italia. Quindi se parlavo con un giornalista che la pensava in un certo modo, dovevo dire che era una missione di pace. Se parlavo con un giornalista che la pensava in un altro modo, dovevo dire che sì, stavamo lì per portare bene, per assicurare una sopravvivenza a quei popoli più sfortunati dei nostri. Era veramente, mi rendevo conto comunque che una virgola sbagliata poteva innestare degli incidenti politici. Noi abbiamo fatto del nostro meglio, sicuramente abbiamo fatto del bene, però un vecchio iracheno mi diceva: voi siete bravi, gli italiani come gli italiani non c'è nessuno, ma questi sono problemi nostri, ce li dobbiamo risolvere noi. Voi siete venuti al seguito di un altro paese e siete funzionali a loro, per cui l'orgoglio iracheno era quello che i loro problemi se li dovevano vedere loro. Però vorrei finire soltanto con una cosa: non potete immaginare la tristezza che io provo nel vedere quel paese ridotto in quello stato in cui sta vivendo in questo momento. Tanti sacrifici umani, materiali non sono serviti a niente. E ci dobbiamo scrollare di dosso il concetto che noi siamo i meglio e possiamo portare modelli
ad altri che loro non hanno assolutamente voglia di adottare. Gli aiuti sì, ma fatti in un certo modo. Noi in qualche modo abbiamo sbagliato e questo rende ancora di più l'esigenza di non dimenticare il sacrificio dei nostri soldati e anche dei nostri civili, operanti, tutti che stanno in aree disgraziate e che cercano di portare del bene. Questo li fa ancora più forti e più noi motivati a ricordare. Grazie a tutti e scusate se non sono stato all'altezza della situazione. Grazie comandante, grazie anche tu. Ecco, scusatemi se sono andato fuori un po' del cerimoniale perché appunto indubbiamente mi prenderò le mie, ma era doveroso appunto portare quella testimonianza da chi veramente come quelle persone che avete voluto mettere là assieme, diciamo mettere, sono qua presenti, ma sono sottufficiali, ufficiali, truppa, diciamo generali, chiunque persone che sono stati nelle missioni di pace. E pertanto è questa la testimonianza che io volevo oggi e non era altro che Pino Perrone, diciamo rappresentante nostro della Brigata Corazzata Ariete, il più titolato oltre ai miei superiori come al signor generale Guarisco, sempre come ha fatto il signor capitano appunto russo della compagnia. Come non posso non essere orgoglioso e ringraziare della presenza della nostra medaglia d'argento il primo maresciallo luogotenente Palmisano che in quelle occasioni venne ferito e che qui abbiamo la fortuna di poterlo abbracciare ancora, come dietro a lui un bersagliere di truppa Gaetano Parvante. Lui è riuscito a ritornare a casa in piedi e non su un pezzo di legno racchiuso. Dico grazie a voi che rappresentate tutti coloro che hanno dato sudore e sangue e voi invece siete riusciti a portare da casa come tutti gli altri. Grazie della vostra presenza. Scusatemi, sapete perché anche qui il mio corazziere dietro dopo mi sgriderà, non riesco a non commuovermi, voi mi conoscete ormai da tanti anni. Sapete che come voi che siete qui partecipi lo facciamo col cuore, non perché siete obbligati, ma lo facciamo perché veramente ci sentiamo in obbligo verso chi qualcosa ha dato, qualcosa facciamo sotto questa bandiera che anche qui vi porterei a guardare. Quella è la bandiera che era nella nostra, diciamo, caserma nel 2003 e mi viene donata là, quella era la bandiera che sventolava in Iraq. Non è che non ne abbiamo una di grande perché c'era prima, l'avete vista, l'abbiamo ammainata e fissata perché proprio questo è testimonianza di quel vento, di quell'acqua, di quel sudore, di quel sangue che i nostri erano sotto quella bandiera. E quale più orgoglio e più dovere è mio quando nel 2009 dal comandante del reggimento mi viene donata custode di questa testimonianza. Ecco, queste sono quelle cose che ti gratificano, cari amici, diciamo, che non sono i soldi, ma non sono i sacrifici che io chiedo a voi e vi ringrazio per quei momenti, per quelle giornate che perdete venendo da distante, da vicino, ma lo facciamo come diciamo, perché allora veramente io non dico ipocriti, ma allora saremmo falsi per dire sì, sono qua, sono là. Ecco come diceva l'amico Perrone, diciamo dobbiamo guardarci, ma dillo col cuore. Ecco perché vi dico grazie a tutti voi, associazioni, amici intervenuti, le fasce tricolori che non rappresentano solo l'assessore di Meolo, l'assessore diciamo di Eraclea, l'assessore di Musile, l'assessore di Salgareda, il sindaco di Ceggia, il vice sindaco di Isolo e quelli che non hanno potuto partecipare, ma voi rappresentate la vostra città. Dietro a voi ci sono non solo voi, sono decine e decine di persone che vorrebbero essere qua, che non possono, e dico grazie per la vostra presenza, che ci avete onorato anche dei vostri gonfaloni, che pertanto avete onorato, non a me, perché quello che fate e facciamo, molti devono capirlo, non lo fanno per Franco Vidotto, e Franco Vidotto non ha bisogno di farsi vedere chi è o cosa o come lo facciamo, perché è il nostro diritto dovere di fare questo. Ecco perché, scusatemi, ho detto prima, io uso quella parola, saremmo falsi, non ipocriti come si dice oggi. Io le stellette le ho cucite nella pelle come si dice veramente perché ci credo.
con i miei errori, so stare al mio posto, so obbedire, so anche prendere le punizioni quando ho dovuto prendere, ed è giusto che sia così, non perché sono il più anziano devo essere io, posso fare tutto, no, ci sono delle regole e delle regole vanno rispettate. Grazie amici intervenuti. Non nominerò nomi perché sennò veramente mi dimenticherei, ho fatto qualcuno per eccezione, ma era giusto anche fare questo. Ma dicendo ringrazio tutte le associazioni combattentistiche d'arma, di volontariato, della protezione civile, a tutti quanti, ai corazzieri. Anche qui un piccolo, quando io l'ho detto la prima volta che ebbi l'onore di ospitare questi signori che sono stati assieme al Presidente della Repubblica, che sono assieme al nostro Presidente della Repubblica, come la nostra bandiera è quella che è sempre sopra, io con l'amico Lino è stato un orgoglio, perché avere loro per me, come l'ho detto sempre, signor Capitano, quando ci sono i carabinieri io vedo l'Italia, vedo le regole, vedo le persone giuste, le persone italiane. Ecco per quello che dico grazie a questi corazzieri, oltre che a quelli in grande uniforme, diciamo che ci onorano e non sempre appunto di rappresentare l'Italia. Ci ritroviamo in questo luogo come ormai da diversi anni, commemorare i nostri fratelli caduti nelle operazioni internazionali, specialmente quelli di Nassiriya del 2003. A questo evento vorrei inoltre aggiungere il ricordo del generale Ficucello, papà del capitano morto a Nassiriya, recentemente scomparso e che tutti hanno definito un grande signore e soldato. Non dimentichiamoli, perché più passa il tempo e più si affievolisce il loro ricordo, tanto da finire nell'oblio, come tante volte è capitato con i caduti delle 2 guerre mondiali. Non mi dilungo per non perdere il momento della celebrazione del ricordo. Di nuovo ringrazio gli intervenuti delle associazioni che ogni anno vedo volentieri sempre più numerosi, agli ufficiali, sottufficiali, volontari presenti che hanno partecipato alle varie missioni e sono qui a testimoniarci il loro affetto non a Franco ma al ricordo di chi ci ha preceduto. Massimiliano Bruno, Giovanni Cavallaro, Giuseppe Coletta, Andrea Filippa, Enzo Fregosi, Daniele Ghione, Orazio Magliorana, Ivan Ghitti, Domenico Intravaglia, Filippo Merlino, Alfio Ragazzi, Alfonso Trincone, Massimo Ficucello, Silvio Olla, Alessandro Carrisi, Emanuele Ferraro, Pietro Petrucci, Marco Beci, Stefano Rolla. E io aggiungo contro il lagunare Matteo Vanzani. E quindi con gli onori e con il ricordo presso il nostro monumento abbiamo sancito il nostro grazie ai nostri martiri. Auguro a voi e alle vostre famiglie una buona domenica e un arrivederci. Alla prossima. Grazie di tutto. La cerimonia finisce qui. Escono dall'area cerimonia i gonfaloni delle città presenti. Attenti! Riposo. Nel ringraziare tutti gli intervenuti, autorità civili e militari, a nome del direttore porgo un particolare saluto alle associazioni d'arma e combattentistiche intervenute. Grazie.
e nella vittoria